Buonasera da Marco Angileri, parte F-Motori, il magazine settimanale del motorsport. In Friuli Venezia Giulia, ospite nella prima parte il sandanelese Lorenzo Macorito, pilota di enduro, vincitore della gara mondiale in Portogallo lo scorso weekend. Seconda parte con i rallisti Edoardo De Antonio e Martina Musiari. Questo è anche il weekend del Rally Valli della Carnia, con 118 equipaggi iscritti che saranno protagonisti sulle 3 prove speciali: la Passo Pura, la Val di Lauco e la Duron nella zona di Paolaro, con il cuore della gara ad Ampezzo. Ed ora una notizia: è andato al favorito il polacco Patryk Dudek, il terzo round di qualificazione al GP 2022 di Speedway, che si è corso lo scorso sabato nella pista di Terenzano con l'organizzazione del Motoclub Olimpia. Il pilota polacco ha vinto la gara con 14 punti, qualificandosi così per la finale di Żarnowica, che si terrà in agosto. Con lui hanno staccato il Pass, il secondo e il terzo classificato della prova, vale a dire il danese Mikkelsen e il britannico Ellis. Sfortunato l'italiano e portacolori del motoclub di casa Nicolas Covatti, arrivato quinto a un passo dal podio. Stasera con noi abbiamo Lorenzo Macorito, reduce da una fantastica gara in Portogallo. Era la prima e seconda tappa del mondiale, lui ha portato a casa un risultato incredibile. Si è piazzato al primo posto nelle Junior, è stata il sabato una giornata indimenticabile per te, immagino per la tua carriera. Lorenzo, raccontaci questa grande avventura. Intanto ciao a tutti. Comunque sì, la gara è stata veramente bella. Il sabato mi divertivo, le speciali mi piacevano. Il tempo, il clima era perfetto, non c'era né troppo caldo né troppo freddo. E niente, sono partito tranquillo, le speciali mi piacevano e sono riuscito a trovare un buon feeling sia con le moto che nelle speciali, e ho visto che riuscivo a giocarmela con i primi. E ho detto, visto che c'ero, ormai arriviamo fino in fondo, e sono riuscito il sabato a vincere anche con un bel distacco sul secondo e il terzo. Dunque una Poi invece, vittoria, ecco, sì. dicevo, una vittoria in una gara mondiale così importante. Apriva la stagione in Portogallo, molti si aspettavano una tua performance importante, ma non certamente che prendessi così la testa della classifica, vincendo poi, quante ne hai vinte? 4 o 5 speciali, grosso modo. Sì, adesso non ho fatto caso, però un po' sì, ne ho vinte, quindi È stata netta, una perciò bella soddisfazione. Sì, infatti siamo arrivati carichi, pronti, senza aspettarsi di niente, insomma, di fare quello che abbiamo fatto anche agli assoluti, di correre tranquilli e di vedere quello che è l'allenamento, i frutti dell'allenamento. Ci siamo allenati tanti, siamo arrivati tranquilli, abbiamo visto che il lavoro paga, quindi anche il team era veramente molto contento, perché sì, sì, se l'aspettavano ma non erano sicuri, perché al mondiale è tutto diverso, le speciali sono diverse che agli assoluti, il livello è un po' più alto, tutti spingono al massimo, gli errori devi farne pochi, perché sennò sei sempre lì che balli da 2-3 secondi a speciale, quindi è un attimo che se fai degli errori al mondiale li paghi, quindi siamo riusciti il sabato a tenere duro, a non commettere errori, e anche la vittoria è stata veramente una bella soddisfazione, perché è stata la mia prima vittoria nella classe junior generale, quindi diciamo che siamo partiti bene. Poi invece domenica ho avuto un po' di calo fisico. Calo fisico ci sta, forse hai dato troppo al sabato, comunque hai dimostrato il tuo grande valore, perché anche i tuoi avversari c'erano. Matteo Pavoni, che tra l'altro è un tuo compagno di squadra, Sì. che va molto forte, lo hai tenuto dietro al sabato, perciò avevi un riferimento di uno che spinge molto. Sì, infatti il sabato ho vinto con, non mi ricordo, sui 30 secondi su Matteo e sui 50 su Chitonen, quindi avevo spinto veramente tanto. Poi domenica magari un po' la stanchezza del sabato e un po' l'agitazione di aver vinto il giorno prima mi hanno fatto avere un po' una crisi, un crollo, che l'ho sentito, ho commesso tanti errori, tante cadute, allora ho detto vediamo di salvare il salvabile, finendo comunque secondo della Junior 1 e quarto della Junior generale. Adesso in campionato sono secondo dietro Matteo, il mio compagno di squadra, che è andato anche lui veramente forte domenica senza commettere mai nessun errore.
Perciò il TM Buono Factory ha imparato come ti sei trovato con la moto, ormai hai preso le misure giuste, il feeling è perfetto, ho visto anche alcuni video in allenamento, sembra fatta per te quella moto. Sì, infatti io con la moto mi trovo veramente bene, anche in gara, negli allenamenti, non mi fa, come si può dire, paura, nel senso me la sento mia praticamente, perché ho provato anche il 300, il 2,5 4 tempi, ma sì, sono belle come moto, però ad esempio sopra non mi danno lo stesso feeling che mi dà il 2,5 2 tempi. È un po' praticamente la mia moto, cioè posso dire che è la mia moto perché mi fa stare tranquillo, le reazioni e tutto, ormai la conosco, sono riuscito ad abituarmi, quindi mi piace e sono convinto che con questa moto si potrà far bene. E stai facendo bene anche in campionato italiano, perché lì finora nella tua classe hai sempre vinto tutte le giornate di gara, ormai sei a un soffio dal conquistare il titolo di italiano nella 250 due tempi, ma spesso ti sei infilato veramente tra i primissimi anche nell'assoluto a dimostrare che questa è veramente la tua stagione. Sì, anche gli assoluti, adesso ormai manca ormai 2 giornate di gara che si Che sono le faranno a giornate che tu Fanna. correrai in casa, tra l'altro. Sì, infatti non vedo l'ora che arrivino perché sono motivato e carico di far bene siccome è vicino a casa e voglio proprio finire bene anche a livello dell'assoluta, anche se in varie speciali ho visto che riesco a essere lì vicino fra i primi e allora ho detto adesso dovrò migliorare un po' di cose sotto l'aspetto dell'enduro test e dell'extreme test che gli altri magari con un po' di più esperienza sono un po' più avvantaggiati, però sono sicuro che arriveremo pronti e carichi per fare 2 belle giornate di gara a Fanna a metà settembre, insomma. Anche perché ormai, dicevamo, hai quasi in mano il campionato Sì, italiano e il tuo fan club immagino sia lì già pronto per festeggiarti. Immagino già nella giornata di sabato, parliamo di sì, fine sì. settembre, perché sarà il primo dei due appuntamenti che poi chiuderanno il campionato italiano assoluti d'Italia, che ormai sei favoritissima nella conquista appunto del titolo. Sì, infatti mi basta praticamente con un punto, basta riuscire a prendere un punto il sabato e dovrebbe laurearmi campione italiano. E poi chiaramente continuerà anche l'avventura nel mondiale perché lì sei tra i favoriti e si è visto anche nella 2 giorni in Portogallo per la conquista appunto della Junior. Lì c'è chiaramente tanto lavoro perché hai questo doppio appuntamento ormai quasi al termine degli assoluti d'Italia, però il mondiale entra nel vivo anche perché il prossimo fine settimana si corre in casa. Sì, infatti sono qui per partire per la gara di mondiale che si svolgerà a Edolo, quindi in casa e cioè, sono carico perché in casa è sempre bello far bene e sì, sono fra i favoriti, però non arrivo al mondiale con grandi ambizioni, penso solo a divertirmi, a fare esperienza e se riesco ad andare bene, bene, se no lo prendo un po' come un'esperienza che ho visto che se mi concentro tanto al risultato finale o a farmi montare la testa praticamente vado peggio, quindi preferisco stare più tranquillo, non avere tante aspettative e come va va. Ho visto che adesso sono partito bene, quindi penso positivo, dai. Pensi positivi anche perché sicuramente il talento non ti manca, lo hai dimostrato. E poi hai un team alle spalle, il team Buono Factory, che oltre ad avere una preparazione importante del team manager, lo ha dimostrato prima in beta, adesso in TM, hai un sacco di compagni di squadra che vanno fortissimo, praticamente i migliori al mondo ce li hai nel tuo team. Sì, infatti col team mi sto trovando benissimo, i compagni siamo tutti veramente a un livello alto, siamo fra i migliori praticamente e questo è una cosa positiva anche sotto l'aspetto degli allenamenti, sotto l'aspetto nel visionare le speciali, che ci si dà i consigli anche durante le gare. Poi sono veramente molto bravi perché quando ci seguono veramente bene, non ci fa mai mancare niente anche durante la gara, se c'è qualcosa, qualsiasi problema, si riesce a risolverlo nella massima tranquillità, quindi è veramente un team bravo che a livello proprio è tra i migliori, quindi sono veramente contento e onorato di far parte di questo team. Senti, per i ragazzi più giovani che fanno l'enduro, io ti ricordo quando arrivavi a Telefriuli ancora da pilota di mini enduro a 12 anni, un Sì. messaggio che devi mandare perché tu ce l'hai fatto, ormai sei sulla strada,
sei arrivato ottavo in assoluto tra tutti i piloti del mondiale in una delle 2 giornate, questo vuol dire dimostrare il grandissimo valore. Qual è il messaggio che vuoi dare a chi inizia con fatica con il mini enduro, perché tu piano piano con tanto sforzo, tu e la tua famiglia siete arrivati dove abbiamo appunto raccontato questa sera? Ma un messaggio, posso dire che quello che mi è pesato di più a me è stato il fatto degli amici, che praticamente devi scegliere: o ti dedichi a questo o dedichi ad esempio tanto spazio agli amici e tutto. Io un po' rimpiango i momenti quando ero via le gare, i miei amici erano a far feste di qua e di là, perché anche a me mi piace far feste, non posso negarlo, però Giustamente. se vuoi arrivare a un obiettivo, qualcosa, di fare quello che ti piace a un livello alto, devi fare dei sacrifici che vanno fatti, e questo devo ringraziare anche i miei genitori, che mi hanno dato la possibilità di viaggiare, di provare, di fare allenamenti e di non perdere mai la motivazione e di fare insomma quello che più piace, perché se vedi che piace devi farlo, e fin quando riesci, fin quando hai la possibilità, devi farlo è al massimo. Bravo Lorenzo, ti ringraziamo ovviamente. Grazie a voi, grazie a tutti. In bocca al lupo per la gara del weekend mondiale, ovviamente ripeti quel grande successo tra la Junior che ti ha portato appunto a vincere la gara del mondiale. Questo è stato sicuramente per l'Italia, ma per il Friuli Venezia Giulia soprattutto un bel sigillo da raccontare, un bello spot per il mondo dell'enduro. Grazie ancora e in bocca al lupo. Grazie a tutti voi, crepi il lupo, grazie a tutti, ciao. Questa sera a F Motori si parla anche di rally, siamo tra l'altro nel weekend del Rally Valli della Carnia. Un saluto a Edoardo De Antoni, il pilota, assieme alla navigatrice Martina Musiari. Allora, 2 giovanissimi che stanno ormai affrontando con buone esperienze i rally nazionali. Mi sembra Edoardo con la BMW 318, un Racing Start 2000 Plus, e il 2020 avete fatto qualche gara voi due. Sì, devo dire che è andata molto bene, nel senso che alla fine poi abbiamo vinto anche il campionato e abbiamo vinto anche la maggior parte delle gare, quindi siamo molto soddisfatti del 2020, che si prospettava essere un anno non il massimo con tutti i problemi del Covid. Invece per noi devo dire che alla fine è stato un anno che ha funzionato e che poi ci ha permesso anche di fare i programmi di quest'anno e ha messo le basi per poter pensare a un programma importante come quello di quest'anno, anche perché abbiamo guidato prima gli anteriori. L'anno scorso abbiamo fatto questo campionato in cui abbiamo guidato tutto l'anno i posteriori e ora crediamo di essere pronti per fare un passo in più, ecco. Edoardo, vediamo dietro a te un stile da rally e dei monitor. Dove sei di preciso? Allora, questo è il centro di simulazione rally che abbiamo aperto a Udine, in particolare a Pasian di Prato. E abbiamo 2 simulatori professionali ed è un posto dove, diciamo, speriamo che tutti gli appassionati si possano iniziare a ritrovare e a condividere la stessa passione e anche a provare ad usare le macchine che poi si usano nella realtà, nelle gare, a partire dalle più piccole e arrivare anche alle VRC Plus, quelle macchine, diciamo, da sogno del mondiale. Buonasera anche Martina. Allora, per voi un incontro c'è stato in occasione del Rally Talent, per entrambi un successo. Te lo hai portato a casa come navigatrice, poi da lì, ma te mi sembra sia una figlia d'arte, perciò è uno sport che hai seguito da sempre. Ciao a tutti. Sì, è nata la cosa fra di noi come equipaggio, è nata appunto in occasione di Rally Italia Talent del 2019, dove abbiamo gareggiato insieme come equipaggio alla finale di 3 giorni ad Adria e abbiamo vinto in quell'occasione. Io ho vinto come navigatrice. La cosa nasce molto prima, ovviamente, perché papà anche lui corre in macchina, fa il navigatore anche lui, e da giovane correva anche con mio zio, quindi è tutta una passione in famiglia. E poi c'hai anche il papà di Edoardo, che è Max De Antoni, che Esatto. è semiattognano, ha vinto un campionato italiano rally negli anni 80, 81, 82, perciò 82. Poi c'è, bravissima, c'è anche Gigi perché vi segue, o sbaglio? No, Gigi continua a darci una mano, specialmente dal punto di vista di preparazione fuori dalle gare, su cui noi puntiamo molto. Pensiamo che il singolo evento sia il frutto di tutto un lavoro di preparazione prima, in particolare rispetto alle note e all'organizzazione del rally.
alle note in cui appunto devono essere perfette dopo il secondo passaggio, secondo la nostra opinione e anche secondo teoricamente le regole del rally, e anche l'organizzazione, che è quello di cui si occupa Martina. Martina, per te certamente avere uno come Gigi Pirollo che rappresenta moltissimo nel rally tra i navigatori vuol dire avere come un professore universitario. Sì, e poi è fondamentale perché quando magari mi trovo a dover scegliere o a dover avere insomma un parere sia sulle note che sull'organizzazione di un rally, insomma lui è sempre super disponibile per dare una mano, per consigliarmi la cosa migliore secondo ovviamente il suo parere e vista la sua esperienza nel da farsi. Ecco Edoardo, si volta pagina perché da quest'anno c'è un qualcosa di nuovo. Trofeo Yaris Rally Cup doveva partire a Alba, tutto rimandato, però c'è un programma ben preciso che vi vedrà entrambi, perciò tu e assieme alla Martina. Sì, abbiamo fatto un passo direi molto importante quest'anno e abbiamo deciso di puntare sul nuovo trofeo organizzato e gestito da Toyota, e grazie sicuramente ai nostri partner e anche al team che è la Rally Sport Evolution, che ha voluto e ha preferito anche credere in due giovani per puntare su un campionato così importante, e anche dove al momento sappiamo che ci sarà una grande partecipazione perché si parla di 15 o 20 macchine. Quindi, e anche delle macchine che onestamente sono un grande passo avanti rispetto a quello che abbiamo fatto finora, perché sono integrali, hanno 280 cavalli, sono delle macchine veramente auspicabilmente molto performanti. Adesso ecco, un grande proveremo. salto avanti rispetto a una R1, possiamo dire notevole, perché hai parlato di cavalli, hai parlato di ruote motrici, perciò è un qualcosa di abbastanza spinto. Assolutamente, sappiamo che è un grande passo, ci stiamo preparando per affrontarlo al meglio e stiamo lavorando veramente sodo per arrivare a Roma, anche se noi non abbiamo esperienza né di Roma né di integrali né neanche in realtà di gomme Pirelli e quando e come usarle, ma stiamo cercando veramente di, tra virgolette, rubare tutto quello che possiamo prima di Roma per arrivare il più preparati possibile. Martina c'è anche l'esperienza importante comunque dello scorso anno e dell'anno precedente con BMW 318, un Racing Star 2000 Plus e poi anche prima la Suzuki Turbo 2019, mi sembra un 1000, perciò esperienza ne avete fatta comunque in questi ultimi 2 anni, soprattutto lo scorso anno che doveva essere ed è stato per molti un anno di stop a causa pandemia. Voi vi siete difesi bene perché i rally ne avete portati a casa, ne avete fatti. Sì, si prospettava una stagione difficile, invece per una serie di eventi siamo riusciti a fare questo trofeo piccolo, nel suo piccolo, insomma un trofeo molto interessante che ci ha insegnato tanto, essendo appunto un trofeo con una macchina posteriore, a trazione posteriore, quindi ci ha portato secondo me degli insegnamenti in più. Adesso ripartiremo con una gara come Roma che ovviamente essendo titolata europea avrà un chilometraggio diverso, un'organizzazione diversa, anche semplicemente per le ricognizioni, quindi sarà tutta un'organizzazione più complessa, quindi cercheremo di mettere a frutto insomma la nostra piccola esperienza per poter fare insomma al meglio. Sarà difficile perché... Senti, però Edoardo deve portarti a fare una gara almeno qua in Friuli Venezia Giulia, ce n'è parecchie anche interessanti. E speriamo di poter partecipare insomma a qualcosa qui in regione. Ci stiamo pensando, nel senso che ovviamente, no, poi anche per noi però è interessante andare in giro, perché comunque nella prospettiva di avere una carriera e fare sempre le gare di casa, anche per esempio la differenza dal Friuli che è una curva dietro l'altra, o il camera car che ho visto la settimana scorsa per prepararmi a Roma e capire un po' come sono le strade, non c'entra niente. Quindi... Molto più veloci, è tutta un'altra cosa, va alla quinta, cosa che qua in Friuli certamente la metti molto di raro nelle gare. Esatto, stiamo cercando veramente di fare il più possibile, di provare il più possibile, perché non vogliamo limitarci anche nel futuro a fare le gare di casa ogni anno, ma vorremmo avere, ecco, una carriera in questo sport, quindi crediamo che sia importante provare tutto, e il massimo sarebbe chiaramente andare all'estero, e quello con calma.
Avete già avuto la possibilità, Edoardo, di provare la Yaris? Allora, in realtà no, perché non sono ancora tuttora pronte. Penso che i primi test li faremo la prossima settimana con il team. Ho avuto la possibilità, per fortuna, di provare quella stradale da un concessionario e devo dire che mi ha impressionato molto, perché è una macchina che già stradale sembra già una macchina da gara. Sono veramente molto curioso di vedere come sarà poi quella da corsa. Martina, Suzuki Swift, 2 ruote motrici nel 2019, siete passati alla trazione anteriore in questo caso, poi la posteriore con la BMW 318, adesso 4 ruote motrici, in 3 anni cambia completamente lo scenario. Insomma, le abbiamo provate tutte, quasi. Adesso passiamo alle integrali, quindi insomma sarà decisamente più complicato anche per le velocità che può avere e per l'aderenza che può avere. Forse sarà più facile, tra virgolette, nel senso che sarà più stabile, sarà più guidabile, però alla sua velocità, e viste le prove di Roma, diciamo che andremo ben veloci. Senti, te sei partita perciò vincendo il Rally Talent Adria, mi sembra ci sia stata alla finale nel 2019, però tu arrivavi già da un'esperienza, avevi già la licenza, oppure eri già nella categoria proprio entry level, chiamiamola così? Allora, quando mi sono iscritta a Rally Italia Talent avevo appena fatto la mia prima gara, sempre coincidenza con una Suzuki. Poi per gioco, insomma, ho deciso di iscrivermi a Rally Italia Talent. Dalle selezioni ad arrivare alla finale, diciamo che avevo fatto la seconda gara, quindi niente di più. Ero alle prime esperienze, quindi quello è stato un bel trampolino di lancio, una bella esperienza e tante nozioni in più che mi hanno aiutato poi ad introdurmi nel trofeo Suzuki, quindi è stato importante. Invece Edoardo aveva già più di qualche esperienza, o sbaglio? Sì, in realtà sì, perché stavamo già, penso, iniziando a correre con le Suzuki, quindi per noi anche il premio del talent è stato quasi sostituire una gara, però io credo che il talent dia veramente valore aggiunto durante le selezioni iniziali, durante la semifinale e durante la finale. Hai la possibilità di parlare con dei campioni di rally, hai la possibilità di avere dei consigli e sicuramente hai la possibilità di confrontarti con 9-10 mila persone, che è una cosa che non succede tutti i giorni. Ecco, spieghiamolo agli amici a casa, voi siete stati selezionati ed avete vinto, però i candidati inizialmente iscritti erano migliaia. Sì, quell'anno lì erano, mi pare, 9.400, quindi è stato veramente interessante potersi confrontare con tutte queste persone e anche avere un riscontro dal punto di vista cronometrico, dal punto di vista di grandi campioni di rally e di cosa pensano della guida. È un po' considerato l'X Factor del rally e credo veramente che funzioni, ecco, come trampolino di lancio. Martina, quando hai vinto, qual è stato il primo pensiero? Immagino tu che hai vissuto i rally da piccolina. Come prima cosa ho guardato papà che era emozionatissimo, questo già è stato un bellissimo traguardo. Poi veramente sono stati 3 giorni di full immersion fra nozioni e tantissimo da imparare, quindi è stato veramente un coronamento per quell'esperienza che ci tenevo tanto, insomma, a portare al termine, al completo, insomma, nel modo migliore. Ci sono state anche qualche dispensa di consigli, immagino, da parte di tuo papà, è vero? Certo, insomma, alla fine è lui che mi ha insegnato fin dall'inizio come si navigava, quindi lui è stata la base e poi ci sono stati i vari insegnamenti di tutti i grandi navigatori che erano presenti al Talent. Edoardo, dacci qualche informazione per quanto riguarda la possibilità appunto di provare quei simulatori che hai alle tue spalle. Allora, questo è un centro di simulazione in cui può venire chiunque sia appassionato di motorsport. Si fa simulazione nel senso che si possono provare tutte le auto, dalle R1, dalle Suzuki fino alle VRC Plus. Grazie ragazzi, un in bocca al lupo per la stagione con il trofeo Yaris Rally Cup, ovviamente un in bocca al lupo per il prossimo inizio appunto del trofeo. Crepi e grazie a tutti. Grazie mille.